non ci conosce, noi siamo un laboratorio artigianale, ci chiamiamo Laboratorio della Robbia, il nome deriva da una pianta tintoria tipica del territorio. Il Laboratorio della Robbia è nato nel 2005, quindi quasi 20 anni fa, si occupa dello studio della ricerca di piante tintorie e del suo utilizzo e l'applicazione su accessori di abbigliamento e di arredamento. Quindi oggi la Robbia realizza accessori di arredamento e di abbigliamento tinti con colori naturali, completamente biologici, non dannosi alla pelle, alla salute dell'uomo e non dannosi per l'ambiente. Allora, questa prima tintura che abbiamo realizzato stamattina è stata effettuata con la Robbia. La Robbia è una velenosa del sottobosco che cresce spontanea sul territorio. Dalle sue radici si ottiene un colorante che è la lizzarina, che è in grado di dare tutte le colorazioni che vanno dal rosso fino al salmone rosa antico. Qui abbiamo effettuato un primo bagno, si chiama primo bagno perché praticamente è carico di colore, di pigmento, e quindi otteniamo un colore forte. Adesso pian piano il pigmento si sta esaurendo e otterremo delle tonalità sempre più chiare. Qui abbiamo realizzato ad esempio una tintura sfumata direttamente su una matassa. Abbiamo fatto una prima parte con il primo bagno e un secondo bagno con il proseguo della tintura dove si sono esauriti i pigmenti. Vedete, abbiamo una colorazione sul salmone. Adesso completiamo praticamente questa tintura con un terzo bagno e facciamo una dimostrazione di tintura su lana di pecora merino. Questa è una lana, è un 100% lana. Con i colori naturali si possono tingere essenzialmente 100% fibre naturali, in questo caso parliamo di 100% lana. Questa lana che vedete qui sul tino, immersa in quest'acqua, è stata trattata con un sale, che è l'allume di rocca, un sale che si trova anche in natura, un sale che viene utilizzato anche in cosmesi, in diversi settori, come ad esempio regolante, come emostatico. Calcoliamo una quantità di sale che ci serve per poi fissare praticamente il colore. In questo caso noi, rispetto alle ricette di un tempo, le abbiamo differenziate, le abbiamo rimodernizzate e praticamente trattiamo prima la fibra col sale in due passaggi differenti e successivamente andiamo in tintura. Questo ci permette di tenere un pH più stabile rispetto a come si tingeva prima. Prima si tingeva praticamente inserendo anche il mordente insieme alla tintura, però questo, diciamo, qui si faceva variare il pH e poteva creare delle diversità nel risultato finale della tintura. Noi cerchiamo invece di tenerla, diciamo così, al più naturale possibile. Questa tecnica qui della modernizzatura non viene fatta per tutte le piante. Ad esempio vedremo che con l'indaco non c'è bisogno di effettuare questa modernizzatura perché praticamente l'indaco è in grado sia di dare colore che di fissare. Così anche la noce. Il mallo della noce è una tintura molto tannica, il tannino è un mordente naturale ed è in grado appunto di fissare il colore e dare colore. Invece qui abbiamo in lavorazione una tintura con la daphne. La daphne è una pianta tintoria tipica, diciamo, della flora mediterranea e tipica della Sardegna. È una pianta, un arbusto sempreverde che troviamo tutto l'anno e in molte zone, ad esempio qui ad Azzara, è molto infestante. È una pianta che ha un po' una storia particolare perché è una pianta che viene utilizzata anche per altri scopi oltre che quello tintorio. Pensate che la Sardegna aveva l'esclusiva nell'importazione, nell'esportazione di questa pianta in tutto il bacino del Mediterraneo nel 1800. Ma il suo utilizzo era anche un altro, veniva utilizzata anche come
come pianta per la pesca di frodo, è una pianta idiotossica, praticamente ha il potere di togliere l'ossigeno dal bagno colore, e in questo modo praticamente si ottiene così, toglie così l'ossigeno dall'acqua e i pesci vengono storditi e venivano pescati a mare. Qui abbiamo una tintura su lana merinos e una tintura su lana di pecora sarda. La differenza tra queste due lane è che una lana è una lana molto più morbida, ma dal punto di vista cromatico la lana sarda ha un risultato molto più importante. Una lana che ha molto rustica, una lana di utilizzo soprattutto tessile. La Daphne praticamente noi la utilizziamo molto, oltre che per creare i nostri gialli, anche come base per creare altri colori. Ad esempio, una ricetta antica che ci è stata raccontata qui ad Alzara dagli anziani era la ricetta del nero. Il nero è un colore molto difficile da ottenere in natura, è molto difficile da ottenere da una singola pianta, e quindi si utilizzava la tecnica della doppia tintura. Si tingeva prima il giallo senape con la Daphne e come base solo quella della Daphne, perché altre piante non sono in grado di dare, diciamo, questa tonalità nera, nero pece, e poi successivamente si tingeva con un'altra pianta di origine sudamericana che veniva importata dagli spagnoli e venduta negli empori del tempo. Con un segreto, praticamente aggiungevano dei chiodi arrugginiti, che è l'ossido di ferro. Questo era utilizzato un metodo per ottenere così il cosiddetto nero pece, nieduvidighe. Qui dicevano no este niedughi, no este nieduvidighe, non è nero se non è nero pece. E quindi aggiungevano questi chiodi arrugginiti, praticamente immergendovi così nell'ossido di ferro. Nell'ossido di ferro che dava così rafforzava il nero e lo rendeva un nero pece. Ecco, vedete, praticamente otterremo delle tinture, dei gialli più chiari. Questi gialli dopo li utilizzeremo per fare dei verdi. Creiamo delle basi gialle e poi tingeremo in azzurro sopra, con l'azzurro sopra il giallo come i colori primari, e otterremo il verde. Prepariamo una tintura in rosa con un animaletto che è una cocciniglia, è un parassita del tipo Diglia. Stamattina abbiamo già fatto un colore all'ordinaccio. Cocciniglia è un colorante animale, un parassita del tipo d'India. Da questa pianta si possono fare diverse colorazioni, da questo colorante animale si possono fare diverse colorazioni. Stamattina abbiamo fatto questi colori, che è un vinaccio. Questa praticamente è una tecnica di tintura per esaurimento di pigmenti naturali. Cosa succede? Che noi facciamo una stazione molto carica di colori. Facciamo una prima tintura molto forte, come questa. Abbiamo fatto 3 matassi, mi pare. Quindi adesso Già diverso colore. Già diverso colore. Sì, perché queste le abbiamo inserite in diversi momenti. Continuo a tingere e otteniamo delle colorazioni più chiare. Che bello. E abbiamo dei rosa, adesso faremo dei rosa. Poi vi faccio vedere la tintura con l'indaco, che invece è una tintura molto particolare rispetto a queste, che è una tintura che avviene, è un po' come fare dei decotti. Praticamente prendiamo le piante, le mettiamo a macerare in acqua, come solvente solo acqua, facciamo il decotto, estraiamo il colore, togliamo la pianta, vedete in quei filtri, quelle grossi con la pasta, ci sono praticamente le piante che abbiamo utilizzato per estrarre il colore. Poi dopo cosa facciamo? Inseriamo così le matassa e otteniamo i diversi colori. Invece in questo caso, per quanto riguarda l'indaco, è una tintura completamente diversa e particolare. Una tintura che avviene per ossidazione.
importante è togliere tutto l'ossigeno che è presente nell'acqua. Ma l'acqua ha detto che aveva il sale l'acqua. Allora, dove avevamo a bagno queste matasse è un'acqua che ha dell'ossigeno, come tutta l'acqua insomma, che abbiamo in natura. In questo pentolone invece c'è un bagnocolore dove ho messo un antiossidante, una sostanza che è in grado di togliere l'ossigeno, che in questo caso è il fruttosio. Il fruttosio toglie l'ossigeno. Adesso vi spiego il perché ho fatto questo. Questa polvere qua dell'indaco è un pigmento colorante che si trova sulle piante del blu, si chiamano. Qui abbiamo le più famose, che sono il guaro e l'indaco. Questo pigmento si trova sulla linfa della pianta, praticamente si trova nelle foglie, nella linfa, è presente questo pigmento, però quello che è presente è in una forma molecolare diversa, praticamente si chiama indigottina. Per ottenere poi questo azzurro la dobbiamo raccogliere la pianta fresca, una volta raccolta viene macinata e poi si creano delle palle. Queste palle, le famose le cucagne, sapete il paese delle cucagne deriva dal fatto che i paesi che coltivavano il guado facevano queste cucagne e poi è diventato anche il detto il paese delle cucagne un paese ricco, perché all'epoca chi poteva coltivare queste piante erano dei paesi ricchi. Questo pigmento poi, cosa succede? Per trasferirlo sulla fibra lo devo ritrasformare nella forma iniziale, come era dentro la linfa, per aderire sulla fibra. Quindi praticamente in questo bagno io ho sciolto questo pigmento, ho messo un antiossidante e una sostanza che fa variare il pH, un pH basico, e ottengo così un colore, un bagno colore che è un colore giallo-verde, dove c'è l'indigottina. Questo adesso lo inseriamo molto lentamente perché non devo fare entrare ossigeno all'interno. Praticamente cosa succede? Succede che qui all'interno, in questa forma molecolare, l'indigottina può trasferirsi sulla fibra, però ha un colore giallo-verde. Per ottenere l'azzurro, praticamente poi lo dobbiamo esporre all'aria. A contatto con l'aria si ossigena e si ossida e praticamente da giallo-verdino diventerà azzurro. Tutto questo è visibile, insomma, a occhio nudo, è un'ossidazione che si può vedere a occhio nudo, se volete la potete anche filmare, e questo avviene solo grazie all'ossidazione. È una delle poche piante, delle poche tinture che avviene per ossidazione. Adesso lo libero da... Lasciamo qualche minuto perché questo bagno colore l'abbiamo usato molto stamattina, quindi adesso non ha molto potere tintorio rispetto a quello che abbiamo usato stamattina. Stamattina dopo un minuto potevamo già ottenere qui blu, quindi in questo caso invece ha bisogno di più tempo perché il colore pian piano si sta scaricando. Infatti otterremo probabilmente un azzurro più chiaro rispetto a quello, a meno che non lo lasciamo ancora un po'. E nel frattempo magari vi faccio vedere quello che abbiamo fatto stamattina con dei giochi praticamente di colore. Strozzando il tessuto si possono fare delle sfumature, facendo delle legature sul tessuto. Si può tingere anche il tessuto allora? Si può tingere in fiocco, in filato, in tessuto e anche il capo finito. Questa camicia è tinta in capo finito. Logicamente quando si tinge in capo finito, ecco, questa praticamente l'abbiamo fatto con dei nodi e abbiamo creato questi disegni geometrici. Questa camicia è tinta in capo finito, però deve essere, per essere perfetta, doveva essere tutta di fibra naturale, in questo caso è di lino o cotone, o può essere anche lana o setta, però vedete il filo bianco? Il filo bianco è perché è un poliamide, è un sintetico che non ha tinto. È un po' scarico il bagno colore perché me ne accorgo già da come sta, però no, l'ossidazione la si vede comunque lo stesso.
Già cambiamo colore. Ancora L'aria. vedete dove il bagno è uscito per primo. Sta andando giù. Se io strizzo aumento il processo di ossidazione. Diventa sempre Lo strizzo qua e lo faccio cadere qui perché cadendo l'acqua si ossigena. Si ossigena. Se lo faccio qua perdo del colore perché certo. fa butto dell'ossigeno dentro. Vedete ancora dove non è penetrata perché queste sono parti più chiare Sì, sì. e si fa ossidare. Se volessi farlo ossidare velocemente basta che praticamente prendo la matassa e la immergo direttamente su un tino che ha dell'acqua praticamente normale, pulita, e dove c'è E l'ossigeno. dove c'è l'ossigeno? E questa continua a ossidare per circa 15 minuti. A Abbiamo me mi l'ossidazione. piacerebbe sapere. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Arrivederci.